Buon pomeriggio signori, ben ritrovati, io sono Lord Perso e siamo qui tornati ancora su Rondo Total War con la Divide Timpera. Scontro tra romani, signori. Come nella scorsa puntata abbiamo peccato di audacia e siamo volati fino al cielo e poi caduti dal cielo. Ora abbiamo spiccato un nuovo volo verso il cielo e vedremo che fine faremo, se saremo noi l'aquila che vincerà la disputa o saranno i secessionisti ad averla vinta. Abbiamo 2661 forze da noi schierate, tanta cavalleria, oddio, abbastanza cavalleria, unità di terra molto forti e una grande fila di uomini con i pilum. Dall'altro lato abbiamo tantissime unità, ragazzi, abbiamo 619 unità che si difendono in città a loro volta difesa, a loro volta diciamo raggiunte da 2562 unità. I numeri non sono tanto differenti, ma le loro unità non sono al fiore, al top della forma. Come vedete questa legione, che è quella che arriverà poi d'aiuto ai legionari in città, è martoriata, non ha praticamente un tiro buono, anche se ha un tiro con abbastanza esperienza. Ha delle unità di terra non completamente distrutte, ma neanche al top della forma, e direi che questo ci avvantaggia sicuramente. Le loro navi sono veramente a un colabrodo, sono al collasso, come la difesa della guardia cittadina interna, che fino al turno scorso era dal nostro lato, mentre invece la legione prima Ispania, come vedete, anche questa non è full stack, però comunque si mantiene dignitosa. Riusciremo a sconfiggere i secessionisti, a vendicarci dell'affronto subito, a mettere una parola fine a questa secessione che sta veramente martoriando, che ha martoriato e che adesso sta veramente pungolando Roma? Ragazzi, rimanete con me e lo scopriremo. Allora, vediamo un attimo. Il computer, che avevamo già visto la scorsa volta, ci dà vittoria pirrica. Se rimaniamo in modalità di protezione o equilibrata, mentre invece ci dà sconfitta onorevole se attacchiamo in maniera sconsiderata. Io direi, ragazzi, facciamoci questo assalto e facciamo vedere di che pasta siamo fatti. Abbiamo la legione nona Rapax pronti a scontrarsi come contro la legione prima Ispana. Ok, ovviamente prediligiamo l'asciutto, quindi iniziamo lo schieramento. Ok, noi siamo da questo lato. Ok, allora i nemici è presumibile che arrivino da questa zona, probabilmente da qui entreranno. Allora, io direi non andiamo verso la città, ma tendiamogli un'imboscata. Alla città poi penseremo successivamente, quindi direi di mettere le nostre unità da questo lato, le veterane le mettiamo dal lato esterno e invece quella più potente, più grossa, la mettiamo da questo lato, perché potremmo ricevere un attacco anche da questa parte qui. Questa, che sono le picche, sono più lente, le lasciamo qui e le mettiamo in appoggio a due cavallerie, dai. Facciamoli così, gli diamo l'appoggio di due cavallerie. Le altre due cavallerie invece le useremo per attaccare la legione dall'interno, cioè la legione che arriverà, probabilmente penso da queste parti. Nel mezzo mettiamo il nostro generale, che anzi che guiderà l'assalto in questo modo. Magari faremo una cosa più così. Sì, facciamola un po' più centrata. Ok. Ah, ragazzi, voglio proprio vedere la vendetta proprio. Ok, queste due le teniamo in gruppo di selezione, le mettiamo anche loro in formazione d'attacco. E tutto il tiro, guardate quanto, direi che ce lo mettiamo qui davanti. Quindi l'obiettivo è sorprendere il nemico e schiacciarlo nella sua parte più grossa mentre entra in battaglia.
e poi andare a occuparci della città. Vediamo se questa formazione servirà. Iniziamo a girarci. Andiamo, eccolo qui. Eccolo qui, eccolo qui. Bene, andiamo a prenderci questo. Qui, ok, c'è il nemico di questa zona, va bene. Mi sembrano un po' pochi però questi, eh. Attenzione. Ah, ok, stanno arrivando. Perfetto. Andiamo indietro con questi però. Ok, ok, li stiamo martoriando con l'unità del generale. Perfetto. Ok, stanno venendo in questa direzione. Ok, perfetto, ottimo. Loro non li vedo di qua. Togliamo questo. Ok, attenzione, hanno ingaggiato. Ok, perfetto. Perfetto, le cavallerie stanno andando, anche il generale, perfetto, sono rimasti imbottigliati, ottimo. Rimettiamoci in posizione, perfetto. Forza avanti. Ok, abbiamo piccoli gruppi qui, non mi interessano, vediamo il resto, mi sembra abbastanza buona la situazione. Facciamo il giro di qua. Mamma mia, quanto sono grosse queste unità. Mamma mia. Ok. Ragazzi, sparate però, forza. Forza, forza. Ok, perfetto. Perfetto. E prenderci questa che è isolata. Ok, ottimo. Ottimo. Via. Via. Dov'è finita questa? No, 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 no. Non qua. Ok, mettiamoci dietro. Ah, testuggine difensiva con queste. Con queste invece avanziamo. Ok. Ok, prendiamo queste cavallerie, andiamo a intercettare questi. Questi, sì, vabbè, dai, andiamo a prendere anche quelli. Ok, non mi sembra che il nemico... Ok, abbia altre legioni, perfetto. Vabbè, la prima corte, ragazzi. Mamma mia. La forza della prima corte. Andiamo a prendere anche questi. Ragazzi, forza. Mamma mia, ragazzi. Vittoria, vittoria vera, ragazzi, questa qua, Stiamo massacrando. Buona, ok, pieghiamo. Ripieghiamo. Allora, via, fermi. Queste sono finite le munizioni, questi anche, ok. Chi sono questi? Ok, va bene. Questi possono rimanere qua. Questi si possono ritirare e si mettono in questa posizione, così non si stancano. Anche tu però. Ok.
Andiamo tutti dentro. Forza. Ok, qua sbriciolati. Ci spostiamo in questa direzione. Andiamo a intercettare questi. Ok, perfetto. Qui sono stati sconfitti. È successo qua. Ok, qui li abbiamo circondati. Perfetto. Forza, forza, forza. Generale qui in mezzo così. Magari lo evitiamo. Adesso tutti dentro. Perfetto. Perfetto. Buona, perfetto. Li abbiamo sbriciolati. Ottimo. Vai a prendermi questi prima che scappino. Sì, va bene. 57 in realtà. Va bene. Ok, perfetto. Bene, massacriamoli il più che possiamo. Prendiamo questi se riusciamo. Riposizioniamoci. Ok, le due veterane. Ragazzi, fanno questi qua. Cosa fanno questi da soli così? Vabbè, sono venuti probabilmente a vedere com'era il campo di battaglia. Prendere informazioni. Questi intanto stanno continuando ad andare, va bene. C'è qualcun altro che possiamo far fuori? Assolutamente no. Ok, riposizioniamoli. Allora. Questi sono dei geni. Sì, li adoro questi che si sono fatti massacrare così. Ok. Perfetto ragazzi, ovviamente non abbiamo perso uomini. L'unica cosa è che abbiamo perso tutto il tiro che avevamo a disposizione, però va bene. Anderemo avanti le picche e sacrificheremo loro. Ci mettiamo qui. Ok, allora teniamoci da questo lato, così abbiamo una visione un po' più completa. Ok, spostiamo le altre legioni legionarie. Qui. E direi che qui ha terminato questa cavalleria il suo lavoro, fatemi vedere. Sì, non so cosa stia dando la caccia, ma va bene, direi che ha terminato. Torna indietro. Ok, si stanno schierando loro, perfetto. Eccoli qua. Ma ci stiamo schierando anche noi. Cosa vogliono fare? Vogliono avanzare? Non riesco a capire. Allora, teniamoci con i ranghi serrati prima che mi vadano a prendere delle fila che non voglio che mi vadano a prendere. Intanto qui c'hanno un 35 da solo. Vabbè, e questo è un invito a nozze. Queste le compattiamo per dare una stabilità, cioè per dare una compattezza generale. Ok, ci tirano. No, non voglio che tirino sulle mie truppe. Ci spostiamo un attimo indietro. Ok. Ok. C'è un'altra cavalleria che possiamo far fuori. Spostiamoci di qua allora, dai, diamogli una mano. Ok, cavalleria abbiamo scoppiata malissimo. Perfetto, andiamo a intercettare anche questa. Siamo in numero elevato.
Mettiamoci in testuggine. Ok, loro vengono verso di noi, va bene. Allora li lasciamo lì. Via. Per ora. E mettiamoci in testuggine così siamo al sicuro. Attenzione, si spostano su questo lato, Attenzione. Non ho ben capito cosa vogliono fare, ma andiamo a prenderli noi allora a questo punto. Ok, qui si riparano. Va bene, dai Pilum. Andiamo a prenderli così. Ok. Andiamo a prendere questi arcieri veramente fastidiosi. Ok. 29, 28, perfetto. Attenzione perché questa mossa è stata un po' troppo audace, ma va bene. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ok, torniamo indietro con tutti. Attenzione. No, manteniamo la testuggine, dai. È che... Andiamo a prenderci questi arcieri. Generale che... Mamma mia. Vai tutti dentro allora a questo punto. Avanzate. Picche qua. Ok. Tutti su un'unità. Vai dentro. C'è il generale nemico che sta subendo il nostro tiro. Ok. Adesso andiamo a far fuori tutte le frecce pian piano. Ok, fuori una. Andiamo su questa. Ok, perfetto. Sono andati loro in ritirata. Ok, qui cercano di aiutarli, ma tentativo disperato. Giriamo le unità. Queste le portiamo in avanti. Attenzione, Attenzione a questa cavalleria, perché poraccia. Togliamola dall'impiccio. Ok, il generale è collassato, perfetto. Direi che uno contro tutti è stato un po' troppo anche per lui. Andiamo a bloccare queste unità che avanzano. Perfetto, facciamo un panino di questa, che la travolgiamo, perfetto. Perfetto, ottimo. Ottimo, bene, stanno andando tutte in... Perfetto. Guardate ragazzi, lampeggiano tutte. Perfetto. Battaglia non vinta, stravinta signori. È anche stata abbastanza semplice. Bene, sono contento. Non la vado neanche a continuare perché tanto i legionari che sono all'interno della fortezza, cioè della città, moriranno. E quelli che ci hanno raggiunto poi dopo sono morti subito per lo scontro. Quindi possiamo terminare la battaglia. Oh, bella ragazzi. Questa è stata vinta di posizionamento fondamentalmente. Sapendo che c'era una loro legione che stava arrivando in città per aiutarli, gli abbiamo tagliato la strada. Sono molto contento. Perdite 296 ragazzi, loro 2339. Mamma mia. Contentissimo.
L'unica che ha subito un po' più di danno è stata la cavalleria, perché è stata quella un po' più, diciamo, che abbiamo buttato in mezzo così al combattimento, però, mamma mia. Onore a questa legione di soldati semplici, legionari che hanno fatto 269 vittime. Complimenti. Anche il generale non se l'è cavata affatto male. Bravo Decimo. Ah, bello ragazzi. Bello, bello, bello. Abbiamo recuperato la città. Guardate quante esperienze ha fatto le nostre unità. Sono contentissimo. Mamma mia, tutti compri... Madonna ragazzi, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, completamente massacrati. Si sono salvati solo le leve. Wow, le andiamo a rioccupare. Wow ragazzi. Ah, però questi sono ancora vivi. Vabbè, abbiamo recuperato la città. Potremmo anche andargli contro, ma non conviene. Non conviene. Invece qui conviene fare un'unità di difesa perché sennò la vedo male. Mamma mia, sono contentissimo ragazzi. Allora, questa la manteniamo. Facciamo di fare un giro. Mm. Andiamola di qua. Ok, non sembra che non ci sia nessuno. Ok. Rubiamo delle provviste. Loro devono arrivare qua. Peccato che non ce la fanno. Peccato. Intanto abbiamo sbloccato la... questa qui, l'astronomia. E insieme all'astronomia ci dà anche meno corruzione nelle province, quindi dovremmo ottenere più denaro. Bene, sono contento. Vediamo. Agricoltura, però adesso a me l'agricoltura non serve poi molto. Sarebbe interessante fare questo perché ci darà molta più pressione fiscale, ordine pubblico e meno 8 la corruzione delle nostre province. Quindi questo è ottimo perché, come diceva un po' il ragazzo che seguiva che mi ha scritto sotto i commenti, diceva che dovevo guardare la corruzione e direi che questo potrebbe essere un qualcosa che ci aiuta tantissimo per quanto riguarda la corruzione. Ci vorranno 22 turni, ragazzi, mamma mia. Però direi che è da fare. Lui mi diceva sul brigantaggio in realtà, non sulla corruzione, se devo essere onesto. Però va bene comunque perché va a sistemare la stabilità nelle varie città. Ok, 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 ok. Allora, purtroppo qui non posso fare nulla. Purtroppo qui non posso fare nulla. La nostra spia. Allora, direi di portarla di qua, visto che Toletum sembra non ci sia nessuno. Gli egiziani. Gli egiziani cosa vorranno fare qui? Non lo so. Allora, sarebbero da intercettare subito questi, eh. Però io non credo di poterlo fare, infatti. Non lo posso fare, allora rimango in città. Anzi, quasi qua. No, sì, rimango in città. Allora, questi sono già 20. Allora, facciamo una bella cosa. Creiamo un altro esercito. Andiamo a vedere quale fazione è meglio ingigantire a livello del Senato. Questa è Iunia, Cornelia o Iulia. Allora, fatemi vedere. Dov'è? Qua, scusate. Allora, qua. Allora, Iunia, Cornelia, candidato, Iunia, Gensiunia, Gensiunia. Allora andiamo a ripristinare la tradizione e mettiamo la 11ª Augusta, direi che va benissimo e gli diamo cavalli, perfetto. Addestriamolo, perfetto. E lui avrà già nel prossimo turno le unità. Purtroppo vabbè, però i legionari li può prendere. Ce ne sono un bel po'. Mm. Dovrò mediare tra questi e questi qua. Allora,
Per ora prendiamoci 3 unità legionarie. E questi andranno o qui o andranno a sostituire direttamente il generale Saguntum. Purtroppo non prenderemo questo esercito qui dei secessionisti, però direi che siamo messi abbastanza bene. La nostra flotta dove sta, ragazzi? Questa non è la nostra, cerchiamola. Eccola qua. Eccola qua, ok. Messa parecchio male, direi. Andiamo a offrire protezione alla città. Che comunque ha 20 uomini, cioè più di 20 uomini in più. Ha comunque degli uomini in più. Interessante, quindi da tiro, da tiro. Quindi qualcuno qui abbiamo, eh. Quadrireme d'assalto, direi che sono da fare. Ok. 2, bene. Ok. Poi prossimo turno aumenta anche il livello del palazzo, ottimo. Lui ha già fatto quello che doveva fare come percorso. Abbiamo un meno 6, va bene, ma non mi interessa. Qui a Roma si sta con un -8. Medesima in realtà. Bene, perché è più 4, ottimo. Allora, fatemi vedere invece nella provincia di Augila, -5. Però teoricamente il prossimo giro dovrebbe migliorare la situazione. Qui è abbastanza buono, abbiamo un -4 totale, ma abbastanza bene. Poi ci darà il pesce. Questi girano, ma va bene così. Qui la situazione, ok, quindi qui mi posso muovere. Vediamo a vedere. Andiamo a vedere un po' il nemico, cosa ha intenzione di fare. Ci mettiamo qua per ora, che mi sembra una buona visuale. Allora, le nostre legioni qua non si stanno curando, forse si stanno curando queste, ma che? Ma figurati. Ma figurati. Ma figurati. Ci mettiamo qui con fortifica. E controlliamo questo crocevia. Purtroppo non ho ancora il recupero per eventi recenti, probabilmente la guerra, la devastazione. Va bene, rimaniamo così finché non andiamo a recuperare. Potrei unire le due cavallerie, ma mi sembra la mossa saggia. Al limite potrei scambiare queste, arrivare di qui in 2 turni per tornare indietro, reclutare e poi tornare indietro. Ci impiegherò una vita praticamente. Però potrebbe essere un'idea. Che intanto che recluto recupero anche un po' di cavalleria. Potrebbe essere anche un'idea. Visto che di qua comunque ci sono anche tanti uomini, sicuramente, cioè tanta popolazione. 38.000 di popolazione. Allora, si potrebbe fare. Perché mi conviene di più aspettare. Cioè, scusate, mi conviene di più andare di là che aspettare. Tanto questi sono dello stesso livello. Ok. Chi è che sono di meno? Fatemi vedere. Allora. 62, 65, 63, 60. Uniamo queste. Vabbè, a questo punto uniamo anche questi. Ok. Ok. Allora. Facciamo lo scambio. Ok, allora 14 abbiamo detto, quindi gli diamo uno di questi, 2 di questi, una cavalleria, diamo una prima corte, 3, 3, 6, ok.
Direi che questo adesso è abbastanza grosso. E questo invece se ne parte alla volta della dell'ex Cartagine. Questo entra in città e rimane lì. Ok, questo basta che arrivi qui e poi farà reclutamento, così avremo 2 legioni pronte per l'attacco. Qui avevamo una terza legione da qualche parte. Ah, che è rimasta qui ancorata. Ok, siamo a meno 5. Ma probabilmente meno 5 perché sono rimasto... perché rimango in città. Se esco, esatto, va più 3. Va più 3. Allora io direi possiamo anche portarlo su perché questi qui vanno tutti a ridurre il banditismo, a dare servizio pubblico, quindi direi che può anche tornarsene a Roma questa città, speriamo bene, scusate, questa legione, speriamo bene. Sto un po' straparlando, ragazzi. Abbiate clemenza. Passiamo da qua, anzi, la strada più veloce per arrivare qui. Ok, mi dice che è questa, va bene. E reclutiamo anche degli uomini, visto che ci siamo, tipo la cavalleria, sicuramente. Le unità di cavalleria le andiamo a reclutare. Va bene. Va bene, dai, portiamoci su questa legione. Speriamo appunto che l'Egitto non ci voglia fare uno scherzettino. Fateci vedere, no, dai, siamo amichevoli. Non dovrebbe darci noia. Non dovrebbero darci noia. Ok, va bene. Io direi che a questo punto abbiamo fatto tutto. Incrociamo le dita per questa rivolta di schiavi, che potrebbe essere fastidiosa per la conquista di Tolosa. Ok, comunque bene o male poi arrivano tutte e due le mie legioni. Bene, intanto Decimo Elio Varrone si prende un bel po' di bonus. Perfetto, anche Decimo, ancora Decimo Elio, che è perfetto. Saguntum è stato recuperato, perfetto, e abbiamo ripreso il piombo. Finiamo il turno e vediamo un po'. Cartagine. I cimbri mi chiedono un trattato di pace, ragazzi. Gli iceni sono diventati veramente una forza devastante. Allora, moderata con 8000. Moderata con 8000. Suebi. Mm. I cimbri mi chiedono la pace. Rifiutano la proposta. Mm. Ci inseguono. Ci inseguono. Loro se ne tornano a casa. Partecipa alla guerra contro Pergamon. Perché? No, no, no. Sei fuori. Ah, sono proprio in guerra. No, assolutamente no. C'ho più legioni a est, figuratevi se mi metto a combattere Pergamon che è enorme a est. No, no, qua ragazzi dobbiamo pacificare tutta la parte ovest prima. Ok. Guerra civile? Aia. Rivolta degli schiavi.
grado aumentato. Patrizia indifferenti, plebe soddisfatta. Conflitto degli ordini. Questo qui è qualcosa che abbiamo fatto prima. Ah sì, era quello degli incendi. Abbiamo istituito gli Urbes per l'incendio. Allora, vediamo qui che intanto il nostro ammiraglio è salito di livello. Questa cosa è ottima. Io direi... tutte le navi da supporto. Io direi che andiamo su invece sulle lance, sugli uomini. Sulle lance, scusate, sulle spade, sugli uomini. Intanto qui non ci hanno ancora attaccato, bene. Qui abbiamo i lusitani che arrivano con un esercito. Ok, Roma si è andata a gambe. Allora, e qui abbiamo... ah, ok, questo era il generale che sta portando indietro l'unità, va bene. Allora, i lusitani vogliono approfittarne. Io direi che gli cambiamo i connotati a breve. Allora, questi intanto non ci arrivano. Ma stai scherzando? Non ci arrivano, ragazzi. Come fanno a non arrivarci? Allora, prima di tutto andiamo a distruggere questi. Ci facciamo dell'altra esperienza. Guarda, ragazzi, due piccioni con una fava. Guardate i romani secessionisti infami come si sono schierati con i nostri nemici. Direi modalità aggressione. Bene. Bene, 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 bene. Io direi che i prigionieri li uccidiamo, infami, traditori e vili. Questi io li lascerei sul ponte. Perfetto. Ah, non ci arrivano proprio. Allora li portiamo qua. E andiamo a reclutare. Andiamo a reclutare una cavalleria e un bel po' di un po' di tiro per fare un esercito un po' equilibrato, per far fuori i ribelli. Va bene. Guardate qui come ci inseguono da soli, tra l'altro. 16 contro 19, tra l'altro, con un'esperienza assurda. Qui non hanno ancora attaccato la città. Probabilmente non sono in grado di farlo. Noi però dobbiamo per forza andare a farli fuori. Piacerebbe prendere questi, ma... piacerebbe tanto, ma... non è il caso adesso. Fatemi vedere intanto loro. Ok. Ok, sono a difesa di Marsiglia, va bene. Andiamo a farli fuori. Sì, sconfiniamo nel territorio degli Iceni, ma è per una buonissima causa di Roma. Quindi va bene così. Questa legione la spostiamo come ci siamo detti, quindi deve arrivare qui. Ok, nel frattempo mi recluta unità. Anzi, no, non mi recluta nessuna unità, perché devo farla reclutare a questa di legione. Recluteranno più tardi. Allora, assolutamente. Diamogli gente, più gente esperta possibile. Molto costano anche poco. Bene. Una cavalleria me la prendi? Sì. Me ne prendi un'altra? Sì, ottimo. Vediamo. No, ok, così. Va bene, stiamo così. E quindi qui di conseguenza, anche se scelgo un'unità qualsiasi, immagino, esatto. Va bene così.
Va bene così, ci avanza ancora un bel po'. Bene, sono contentissimo. E le città stanno continuando a crescere. Facciamo un municipio romano o la capitale della provincia. Però meno 6 di cibo no, rimaniamo così per ora. Intanto sono a meno 1 di media, va bene che poi salirà nel tempo, grazie agli edifici che abbiamo fatto. Qui meno 18. Azzarola. Meno 18. Cazzarola. Meno 18 è problematica. È problematica. Guardate gli ceni come spingono, signori. Mamma mia, saranno un problema successivamente. Anche se qui vedo del fumo, eh. Quindi può essere che si siano scambiate. Non lo so. Dovremmo andare a investigare, ma non lo faremo adesso. Intanto andiamo a sabotare le scorte di questi. Così evitiamo che ci raggiungano, ma figurati se questa spia porta a termine un compito. Ma figuriamoci, figuriamoci. Va bene, allora. Facciamo passare. Guardate quante costruzioni abbiamo fatto, ragazzi. Perfetto. Va bene. Ok, le altre le avevamo già viste. Andiamo a vedere l'ultima cosa e poi chiudiamo l'episodio. Il rischio è lo 0%, quindi siamo comunque in una fase proprio tranquilla. Qui abbiamo un meno 3, però va bene, non ha un grande peso politico. Un meno 3 non penso ci siano problematiche di sorta per quanto riguarda la... Per quanto riguarda la ribellione, diamogli un po' di potere a questi. Come se avesse fondato lui la fazione praticamente. Allora, gli diamo qualcosa a questo generale, direi di sì. Gli diamo più ordine pubblico, poi gli diamo più campo visivo e poi gli diamo più armatura, dai. Va bene così. Volevo farli sposare, ma a quanto pare non si può. La mia famiglia com'è messa? Intanto. Bella numerosa. Bella numerosa. Questi si possono sposare e a lui diamogli la probabilità di sfuggire agli agenti nemici. Lo sposiamo, visto che i soldi ce li abbiamo. Anche lui diamogli questo e lo facciamo sposare anche a lui. Ok, la famiglia di Brocco, Antonino Brocco, è andata completamente. Va bene, fatemi vedere. Loro sono generali forti in battaglia. A lei possiamo dare qualcosa. Più 11 la pressione fiscale, tanta roba. E gli diamo anche un coniuge. E a questo coniuge gli diamo... Probabilmente sarà un generale. Gli diamo un po' di zelo, un po' di tiro e... Dai, influenza. Lui, ok, lui è il nostro uomo. Wow, ragazzi, costa un casino dare... Qua ci sono un sacco di donne. Allora. Questo bello. Meno costi era. E diamo la gravitas e le frecce. Sono tutti sposati? Sì. A lui questo. A lei gli diamo più autorità e gravitas. Cerchiamo di fare delle robe fatte bene. Più ordine pubblico, che può sempre aiutare, bene. E direi che le famiglie le abbiamo sistemate. Qui sarebbe da dargli delle mogli, ma mi sa che il gioco non ce lo consente. Poi ci sono altri nobili qua, ma tipo lui. Però va bene.
Direi che va bene così. Ok, va bene. Ho speso un po' di soldi così per la politica, ma ogni tanto va fatto, ragazzi. Qui la regione è completa. Va bene. Va bene, direi che ci fermiamo qui per questa puntata. Abbiamo vendicato Roma per l'attacco subito dai maledetti ribelli e vedremo poi nella prossima puntata cosa fare. Vedremo poi nella prossima puntata cosa fare. Intanto questa la sposto perché voglio vedere. Uh, uh, uh. Ragazzi. 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 Non dico nulla, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.